Buonasera a tutti, un grazie da parte di noi tutti per essere qui questa sera, per avere scelto di essere in questa nostra bella abbazia, per l'evento che abbiamo preparato per tutti voi, ma perdonatemi anche per tutti noi. Saluto veramente tutti e fin dall'inizio devo fare tutti i ringraziamenti, ma veramente a tutte le persone. I seminari di canto gregoriano e i seminari internazionali sono un'iniziativa che l'Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia ha costantemente, insistentemente direi, promosso anno dopo anno, tant'è che siamo arrivati alla 27ª edizione. E quest'anno questa edizione assume un valore ancora più profondo, ancora più importante, perché con questo evento conclusivo del percorso formativo che abbiamo fatto vogliamo segnare il punto della rinascita dell'attività corale nella regione dopo un periodo così triste, così pesante, a volte drammatico, che ha costretto tutti noi a contenere le nostre emozioni, i nostri rapporti, le nostre amicizie e ai cori sono stati costretti a tacere, a stare nel silenzio, a non incontrarsi, a non fare prove, a non cantare insieme. Quindi questo evento di questa sera per noi è particolarmente importante anche per questo motivo. Ricominciamo da qui, ricominciamo dalle origini, ricominciamo dal canto gregoriano. Però tutto questo, questa settimana di lavoro è stata possibile perché abbiamo il sostegno di tante persone e di tante entità. La Fondazione Abbazia di Rosazzo, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura, il patrocinio della Federazione Nazionale dei Cori e di tutte le persone che in questa abbazia, in questi giorni, ci hanno permesso di concentrarci, di studiare, di lavorare, di seguire i nostri insegnanti per arrivare alla serata di questa sera. Ci tengo a dire questa cosa perché non è una cosa banale. Sapere di poter contare sull'assoluta serenità per studiare e lavorare per chi
studia il canto, qualsiasi forma di canto, è fondamentale, la concentrazione è fondamentale. Io questa sera li voglio ringraziare veramente tutti e ovviamente voglio ringraziare la segreteria organizzativa, voglio ringraziare Pierfilippo e Cristiana che veramente si sono occupati di qualsiasi aspetto amministrativo riguardasse la nostra presenza qui in abbazia. Prima di spiegarvi l'evoluzione del concerto di questa sera, però, voglio chiamare il sindaco del comune di Manzano, Piero Furlani, perdoni, per un saluto e ringraziarlo della sua presenza qui questa sera. Buonasera a tutti. Ovviamente porto il saluto di tutta l'amministrazione, il mio personale, e sono molto contento di essere qua perché in questi luoghi il canto gregoriano c'è già stato, perché essendo un'abbazia dell'anno 1000, dunque il canto gregoriano era di casa qui, e riportarlo dopo questi anni veramente pesanti, perché ci hanno chiuso, e portare il canto, che secondo me è l'espressione migliore, la più vicina a noi persone, perché non servono né strumenti né niente, serve solo proprio il corpo per cantare, e questo porta questa musica veramente nel cuore, e ritornare e avere le radici, riportare le radici dei nostri canti qui in abbazia, secondo me è una cosa migliore per vedere il futuro e cercare di ritornare finalmente a vivere in una vita normale. Grazie. Grazie a lei. E chiamo adesso il presidente dell'Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia, Carlo Berlese. Anch'io do il benvenuto a questo concerto finale dei seminari internazionali Verbum Resonance. È stata una settimana molto molto intensa di lavoro, ma anche di entusiasmo. Tutti mi hanno garantito che è stato un lavoro veramente coinvolgente, perché dopo tanto silenzio si è ripotuto riprendere il canto. Ringrazio naturalmente i docenti che hanno una competenza straordinaria, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano, perché il clima che si crea in questa abbazia, in queste settimane dei corsi, è un clima veramente particolare. Quindi un grazie veramente di cuore a Bruna Caruso, Carmen Peccu, Mikau Suaseschi e Francesca Provenza. E spero che il professor Albarosa ci stia vedendo in streaming e vorrei dedicare a lui anche un grande applauso perché è il fondatore di questi corsi. Grazie professor Albarosa. Se siamo qui oggi a cantare, gran parte del merito è suo di aver tracciato questa importante strada. Niente, io vi auguro buon ascolto e vi do una chiave, mi ricollego un po' a quello che ha detto il sindaco, una chiave di ascolto. Provate a pensare nel luogo in cui siamo, immaginatevi 1000 anni fa e vedrete che tutte le tessere del mosaico acquistano un senso. Ogni nota qui dentro acquista il senso giusto, si capisce come si spalanca una porta del trascendente che questa musica è in grado di fare e di darci. Buon ascolto a tutti. Grazie Carlo. Allora, come ha anticipato il presidente Carlo Berlese, questa sera siamo in diretta streaming, quindi la cortesia che vi chiedo è quella di spegnere possibilmente i cellulari, o se avete il cellulare collegato con una rete wifi di eliminare il wifi per consentire ai tecnici di avere più banda a disposizione. L'altra cosa che mi corre l'obbligo di dirvi, prima di darvi una spiegazione del percorso a cui assisterete, è che se la cosa vi sarà piaciuta, se chiudendo gli occhi avrete provato quello che il nostro Presidente ha appena detto, riservate gli applausi soltanto alla fine del concerto, perché l'architettura della serata prevede un continuum che sarebbe
poco piacevole interrompere, quindi vi chiediamo di trattenervi e di riservarci il vostro gradimento alla fine del concerto. Per capire quello che accadrà, io ora cercherò di spiegarvi un po' come si colloca il canto gregoriano all'interno del lavoro del sommo poeta, la Divina Commedia. Innanzitutto va detto una cosa: in questi spazi abbaziali, in questi giorni, ripensando un po' al lavoro fatto, questi spazi si sono trasformati in una filanda dove i corsisti, coristi, guidati dagli insegnanti, un po' come mastri artigiani, hanno cercato di tessere un arazzo fatto di fili che rappresentano note e suoni e dall'altra parte parole e versi. Questo arazzo che questa sera vogliamo stendere davanti a voi vede da una parte il canto gregoriano, dall'altra parte i versi di Dante ed in particolare i versi del Purgatorio. Ma perché questo? Dante conosce molto bene la musica e ne parla con dovizia di particolari nelle sue opere, e nelle tre cantiche Inferno, Purgatorio, Paradiso sono ben differenziati e scandiscono la narrazione dell'itinerario delle anime che Dante ci propone. Nell'inferno, che è il regno del caos, non c'è suono, non c'è canto, c'è rumore, c'è clangore, nulla che ricordi la bellezza dello strumento della voce. Il paradiso invece è descritto in termini di luce e di suono e di pienezza di armonie. Tra la non musica dell'inferno e la perfezione armonica del paradiso c'è il purgatorio. Nel purgatorio troviamo la musica corale. Le anime cantano tutte insieme. L'unisono del canto simboleggia l'unanimità del sentire delle anime. Unanimità affidata alla voce come strumento perfetto. Nel purgatorio cantano le anime purganti. Cantano gli angeli ad una sola voce in coro, in alternanza con voce solista. Il canto monodico corale è il mezzo con cui si conducono le anime alla purificazione. La musica del purgatorio è il canto gregoriano nella forma dei salmi, delle sequenze, degli inni, delle antifone, dell'ufficio delle ore e della messa cantata. Il percorso di redenzione collettivo delle anime purganti. Il percorso di purificazione di Dante nei tre regni può essere riletto come un itinerario acustico che inizia dal rumore per finire nell'armonia perfetta. Il concerto di questa sera propone molte delle forme musicali citate dal Purgatorio e canti aventi un puntuale riferimento biblico ai salmi più cari a Dante presenti nella seconda cantica. Buon ascolto a tutti. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiara appariva, perché l'occhio da presso non sostenne. Ma chinai il giuse, quei sen venne arriva, con un vasello snellette e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva.
Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descripto, e più di 100 spirte entro sediero. In exitu Israel de Egipto cantavan tutti insieme ad una voce, con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi feci il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gittar tutti in su la piaggia, ed el sen gì, come venne, veloce.
E intanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando miserere a verso. Quando s'accorser chi non dava loco, per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un lungherroco. E due di loro in forma di messaggi corsero incontro a noi e dimandarne di vostra condizion fatene saggi. E il mio maestro, voi potete andare e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne.
legno lucido e sereno, fresco smeraldin l'ora che si fiacca, dall'erba e dagli fior dentro a quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur naturi ivi dipinto, ma di soavità di 1000 odori vi facea un incognito e indistinto. Salve, regini, in sul verde in su fiori, quindi seder cantan d'anime vidi, che per la valle non parean di fuori. Era già l'ora che volge il disio, ai navigante intenerisce il core, lo dican detta allora amici addio. E che lo novo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si more. Quand'io incominciai a render vano l'udire, a mirar una dell'alme surta, che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Te lucis ante, sì devotamente l'uscio di bocche son e sì dolci note che fece me a me uscir di mente.
e l'altre poi dolcemente devote seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Noi, volgendo ivi le nostre persone, beati pauperes spiritu, voci cantaron sì che non il diria sermone. Ahi, quanto son diverse quelle voci dall'infernali, che quivi per canti s'entra e laggiù per lamenti feroci. All'angel benedetto, con lieta voce dissi: intrate quinci ad un scaleo vie men che gli altre retto. Noi montavam già partiti di linci e beati misericordes fue cantato retre, godi tu che vinci.
sì come cieco va dietro a sua guida, per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida, mandava io per l'aer amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva pur, guarda che da me tu non sia mozzo. Io sentia voce ciascuna, pareva pregar per pace, per misericordia, l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei eran le loro sordia, una parola in tutt'era un modo, sì che parea tra esso ogni concordia. Com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea, giacenda a terra tutta volti ingiuso. Adesit pavimenta anima mea, sentia dir lor con salti sospiri che la parola pena s'intendea. Oh, eletti di Dio, li cui soffriri, giustizia e speranza famenduri, drizzate noi verso gli altri saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosto, le vostre destre sien sempre di fuori.
Summe Deus clemenzie. Nel seno al grand ardor allora udì cantando, che di volger mi fe caler non meno, e vidi spirti per la fiamma andando, perch'io guardava allor e a miei passi, compartendo la vista a quando. Appressi il fin, ch'a quell'inno fassi, gridava in alto, Virum non cognosco, indi rincominciavan l'inno bassi. Finito l'anco gridavan, al bosco si tenne Diana ed Elice caccionne, che di Venere avea sentito il tosco. Inde al cantar tornavan indi donne e gridavan e mariti, che fu orcasti, come virtute matrimonio imponne. Sì, come quando i primi raggi vibra, laddove il suo fattor lo sangue sparse, cadendi bero sotto l'alta libra, e l'ondingange da nona riarse, sì stavi il sol onde il giorno s'engiva, come l'angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in su la riva e cantava beati mundo corde, in voce assai più che la nostra viva. Poscia più non si va se pria non morde, anime santi il foc intrate in esso, e al cantar di là non siate sorde. Ci disse come noi li fummo presso, perch'io divenni tal quando l'ontesi, qual è colui che nella fossa è messo.
Sì, confui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'è rivilo incendio senza metro. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: gli occhi suoi già veder armi. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi attenti pur a lei venimmo fuor là ove si montava. Venite, benedicti patris mei, sonò dentro un lume che lì era, tal che mi vinse guardar nol poté.
quando il settentrion del primo cielo, che né occaso mai seppe né orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascun accorto di suo dover, come il più basso face, qual temon gira per venire a porto, fermo s'affisse. La gente verace venuta prima tra il grifone ed essa al carro volse sé come a sua pace. E un di loro, quasi da ciel messo, «Veni, sponsa de Libano!» cantando, gridò 3 volte tutti l'altra appresso. Guardaci ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uom felice. L'occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in essi trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, come ella parva a me, perché d'amaro sente il sapor della pietà acerba. Ella si tacque e gli angel cantaron di subito, in te, Domine, speravi, ma oltre pedes meos
non passaro.
nel ter sì mi punse ivi l'ortica, che di tutt'altre cose qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza al cor mi morse, ch'io caddi vinto, e qual allora femmi salsi colei che la cagion mi porse. Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna ch'io avea trovata sola, sopra me vidi e dicea: tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel fiume in la gola, e tirandosi me proteggiva sovresso l'acqua lieve, come scola. Quando fui presso alla beata riva, asperges me, sì dolcemente udissi, che nol so rimembrar, non chi lo scriva. Deus, venerunt gentes, alternandor 3 or 4 dolce salmodia, le donne incominciare lagrimando, e Beatrice, sospirosa e pia, quella ascoltava si fatta, che poco più alla croce si cambiò Maria. Ma poi, che l'altre vergini dier loco, a lei di dir, levata dritta in pe, rispuose, colorata come foco. Modicum, et non videbitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum, et vos videbitis me.